Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Un uomo di 87 anni, esasperato per la malattia della moglie affetta da demenza senile, la uccide, poi va dalla figlia e le racconta l'accaduto. Il fatto è avvenuto a Rotagreca. Vane al momento le ricerche di un 37enne, del quale non si hanno più notizie da ieri, scomparso in Sila. Il nucleo soccorso dei vigili del fuoco hanno trovato gli indumenti indossati dall'uomo nei pressi del lago Ampollino. Il GIP del Tribunale di Venezia ha deciso per la riapertura delle indagini per il caso di Sissi, la giovane poliziotta di Taurianova in servizio nel carcere lagunare, ferita da un colpo di pistola alla testa. Rinviate a giudizio dalla Procura della Repubblica di Catanzaro le 6 persone coinvolte nell'inchiesta su Calabria Verde. Sia la regione che l'azienda si sono costituite parte civile. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 12 dicembre. Un gol di Puskás allo scadere beffa il Cosenza, che al cospetto del Palermo a Renzo Barbera gioca con grinta e determinazione, e dopo la rete di Salvi che sblocca la sfida, Macleri stabilisce la parità, poi l'attaccante romeno condanna i lupi ad una sconfitta. 5 reti al Francavilla regalano il quinto risultato utile consecutivo alla Vibonese, che vola in classifica. Il Catanzaro invece fatica con il Bisceglie e riacciuffa il pari. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, partiamo con la cronaca perché c'è stata una tragedia a Rotagreca nel Cosentino. Un 87enne avrebbe ucciso la moglie affetta da demenza senile, poi è andato dalla figlia e le ha raccontato l'accaduto. Per noi ha seguito la vicenda a Rotagreca Rosalba Baldino, sentiamo. È accaduto qui, siamo proprio nel corso principale di Rotagreca, piccolo centro alle porte di Cosenza. Ieri sera, poco dopo le 10, in questo stabile che vedete alle mie spalle, un anziano ha ucciso la moglie. Stamattina regna il silenzio in questa casa che è stata posta sotto sequestro. Al primo piano l'anta del balcone è ancora aperta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Mario Spanarelli, 87 anni, ha ucciso la moglie Antonella Musacchio, di 82, colpendola prima con un bastone, poi con alcune coltellate. L'anziano, resosi conto di quanto aveva fatto, è uscito di casa per raggiungere la figlia, che abita poco distante, e le ha raccontato tutto. È stata proprio la donna, insieme al marito, ad allertare i militari. Le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza. Dalle verifiche è emerso che la vittima era malata da tempo, soffriva di demenza senile. La convivenza per i coniugi che vivevano da soli era diventata difficile. L'uomo era esasperato. L'omicidio nel giorno dedicato ai defunti. L'87enne è stato posto ai domiciliari a casa della figlia. Il paese è sgomento, per le strade si respira il vuoto di un lutto incomprensibile. Qualcuno si ferma a guardare l'abitazione dove solo fino a ieri abitava una coppia invecchiata insieme. Già insieme, ci raccontano, avevano fatto dei sacrifici, lavorato, portato avanti la famiglia. Lui aveva un piccolo negozio. A turbare l'armonia era arrivata la malattia insidiosa, quella che trasforma i propri cari in persone sconosciute. Le mura di casa sono diventate altro rispetto al focolare domestico. C'è poca voglia di parlare, ma tutti li ricordano così. Persone tranquille. Persone squisitissime, non ci sono commenti su queste cose, signore. E ancora la cronaca con un uomo di 36 anni che è scomparso da ieri sera in Sila, nel territorio di San Giovanni in Fiore. L'auto e i vestiti sono stati ritrovati lungo la sponda del lago Ampollino. Per le ricerche sono stati impegnati anche gli uomini del nucleo di soccorso acquatico dei vigili del fuoco e i carabinieri.
Ecco i sommozzatori mentre perlustrano i fondali del lago Ampollino in Sila. Si cerca un uomo, un 36enne di Aprigliano, del quale non si hanno più notizie da ieri. L'auto e i vestiti sono stati trovati lungo la sponda del lago, ma del 36enne ancora nessuna traccia. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo, non vedendolo rientrare. Sono state così attivate le ricerche nel territorio di San Giovanni in Fiore. La zona dell'altopiano silano in queste ore viene battuta palmo a palmo dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Sul posto il nucleo di soccorso acquatico con personale SAF, speleo alpino fluviale e TAS, topografia applicata al soccorso, per il coordinamento delle operazioni di ricerca. La zona è sorvolata anche da un elicottero, ma cos'è accaduto? Quali sono i motivi della scomparsa? È quello che stanno cercando di accertare gli inquirenti, anche se l'auto e i vestiti abbandonati vicino al lago farebbero pensare ad un probabile suicidio, ma questa è solo una delle ipotesi, nessun'altra pista al momento viene esclusa. Le ricerche vanno avanti. Il GIP di Venezia ha riaperto il caso di Sissi trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria originaria di Taurianova in stato vegetativo dopo un colpo di pistola alla testa. Si apre uno spiraglio nel caso di Sissi trovato Mazza e il GIP Barbara Langeri del Tribunale di Venezia a 2 anni esatti dall'episodio nel quale l'agente di polizia penitenziaria di Taurianova, in servizio al carcere femminile della Giudecca, fu ritrovata gravemente ferita alla testa da un colpo di pistola all'interno dell'ascensore del reparto di pediatria del padiglione Iona dell'ospedale civile. Il magistrato ha quindi deciso l'avvio di nuove indagini. Dunque il caso è ufficialmente riaperto. A chiedere con insistenza che la vicenda non venisse archiviata è stato l'avvocato Fabio Anselmo, tra l'altro compagno della sorella di Stefano Cucchi e difensore della famiglia romana, che in questo momento sta assistendo anche la famiglia dell'agente penitenziaria. Sissi, che continua a versare in grave condizione, in questo momento è tornata a vivere in Calabria. Siamo molto soddisfatti, ha dichiarato l'avvocato Anselmo, e speriamo, ha aggiunto, che si faccia in tempo ad acquisire tutti i dati. Si tratta di un passaggio estremamente importante per fare chiarezza e cercare la verità. La famiglia da tempo sostiene che qualcuno abbia provato a ucciderla, mentre inizialmente era emersa l'ipotesi di un tentato suicidio. Ora gli atti sono stati rinviati alla Procura di Venezia, a cui spetterà di fare luce su una vicenda dalle molte ombre. La scorsa settimana c'era stato un sit-in di protesta organizzato dal Comitato Civico Pro Sissi davanti al Ministero di Grazia e Giustizia a Roma per chiedere verità sul giallo dell'agente penitenziaria. La protesta davanti al palazzo di Via Renula si era concluso con l'incontro tra il ministro Alfonso Bonafede e il padre della ragazza con le rassicurazioni finali del responsabile del dicastero. Il ministro ha inoltre assicurato di prendere visione del caso di Sissi e aveva rimandato all'incontro ufficiale in data 6 novembre presso il Ministero della Giustizia. Ora qualcosa si sta muovendo. Torniamo a parlare dell'inchiesta Calabria Verde perché sono stati rinviati a giudizio i 6 indagati accusati a vario titolo di abuso d'ufficio, peculato, violenza e minaccio a pubblico ufficiale, falsità ideologica e materiale. Secondo la Procura di Catanzaro i 6 avrebbero utilizzato per fini personali fondi destinati alla messa in sicurezza del territorio. Inizierà il prossimo 26 marzo davanti al Tribunale Collegiale di Catanzaro il processo per le 6 persone indagate nell'inchiesta su Calabria Verde. Il GUP infatti ha disposto il rinvio a giudizio per Paolo Furgiuele, ex direttore generale dell'ente in house della Regione Calabria, Marco Mellace, dirigente dell'Economato, Antonio Enrico, dirigente, Gennarino Magnone, agrotecnico, per il dipendente Emanuele Cicciarello e per l'allora dirigente del terzo settore della Regione Alfredo Allevato. I 6 dovranno rispondere a vario titolo di abuso d'ufficio, peculato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e falsità ideologica e materiale. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro, lo ricordiamo, scattò nel settembre del 2016. Secondo le accuse circa 80 milioni di fondi POR stanziati per la messa in sicurezza del territorio calabrese sarebbero stati distratti e utilizzati per fini personali. Soldi cioè destinati all'acquisto di mezzi antincendio boschivi, alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua e alla prevenzione del rischio frane che in realtà sarebbero stati utilizzati per altro, anche per ristrutturare
celebrare l'abitazione di Furgiueli ad Amantea oppure per viaggi con tanto di pernottamenti a Roma. Nel corso delle indagini sono state monitorate anche alcune riunioni in cui i responsabili dei cantieri sarebbero stati minacciati e costretti a presentare stati di completamento di opere in realtà mai realizzate. Adesso la partita tra accusa e difesa si giocherà nelle aule del Tribunale. Nel procedimento si sono costituite parte civile la Regione, la stessa Calabria Verde e un ex dipendente dell'ente per la sola posizione di Alfredo Allevato. E ancora un incidente al porto di Gioia Tauro, è stato ferito un operaio, un episodio che riaccende i riflettori sul problema della sicurezza. Un nuovo incidente al porto di Gioia Tauro che mette in risalto le condizioni della sicurezza nello scalo calabrese. Un operaio del quale non sono state rese note le generalità nella tarda serata di giovedì è stato trovato privo di sensi sul piazzale adibito alla movimentazione dei carrelli. Non presentava ferite di sorta, ma questo non esclude che lo stesso possa essere stato investito, a causa del buio, da un mezzo meccanico. È stato subito lanciato l'allarme ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Polistena, dove già nel corso della notte, dopo tutta una serie di controlli clinici, è stato sottoposto ad un esame TAC che avrebbe escluso possibili problemi di natura cerebrale, in quanto lo stesso, al momento in cui è stato trovato svenuto sul piazzale del porto, pare non ricordarsi di un possibile incidente e non sembrava in grado di rispondere alle domande che gli rivolgevano altri operai. Le sue condizioni, si è potuto apprendere, non sono preoccupanti, ma sarà ugualmente tenuto in osservazione e quindi dimesso nel giro di 3 o 4 giorni al massimo. L'incidente ha però messo in risalto il problema sicurezza nello scalo gioiese ed è stata l'Orsa, l'organizzazione sindacati autonomi di base, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la necessità che il porto di Gioia Tauro venga dotato di un posto sanitario di primo intervento che possa servire come immediato punto di riferimento, poiché gli incidenti nell'area dello scalo marittimo sono purtroppo all'ordine del giorno. L'Orsa ricorda che il problema è stato più volte oggetto di segnalazione all'azienda sanitaria provinciale, ma che lo stesso è rimasto senza riscontri concreti. La cronaca giudiziaria adesso, perché c'è il segreto istruttorio per gli interrogatori del sindaco di Cosenza Mario Chiuto e dell'ex segretario Giuseppe Cirò. I due sono stati ascoltati ieri in due momenti completamente diversi dal procuratore aggiunto Marisa Manzini in relazione ai falsi rimborsi per missioni avvenuti tra il 2013 e il 2016 che avrebbero portato un ammanco di 77.000 euro nelle casse comunali. Bocche cucite e segreto istruttorio. Risultato? 0 indiscrezioni. Dall'interrogatorio di Mario Chiuto e Giuseppe Cirò, che separatamente per ben 2 ore hanno risposto alle domande dei PM Marisa Manzini e Giuseppe Viscomi. Nemmeno i difensori dei 2 indagati, Caratelli e Chiaia, hanno riferito qualcosa sull'interrogatorio ai cronisti. Solo frasi di circostanza. Per la serie hanno risposto alle domande dei magistrati, punto e basta. La vicenda, come si ricorderà, è esplosa il 17 marzo del 2017, quando il sindaco Chiuto ha licenziato il suo ex segretario e contestualmente presentato una denuncia alla Procura della Repubblica, segnalando l'anomala distrazione di fondi per un ammontare di 50.000 euro. Dalla denuncia del sindaco sono partite le indagini affidate alla Guardia di Finanza, che ha acquisito negli uffici comunali il materiale contabile utile ai fini delle indagini. A distanza di tempo, il colpo di scena, con l'iscrizione del primo cittadino e di una funzionaria del comune nel registro degli indagati. Un passaggio questo che lo stesso Chiuto ha definito paradossale, scrivendo sul proprio profilo Facebook un post nel quale ha ricordato di essere stato lui a denunciare il suo ex segretario, dopo aver scoperto che falsificava le missioni, e respingendo con forza ogni contestazione. Adesso i 2 hanno risposto alle domande dei magistrati e sperano di aver chiarito le rispettive posizioni. Sapremo presto. Intanto la terza indagata, convocata lunedì in procura, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. E dopo ben 4 giorni non si hanno ancora notizie di Massimo Vona, l'allevatore di 44 anni di Petilia Policastro, scomparso senza lasciare tracce. Vona, dopo aver lasciato la moglie e i figlioletti di 4 e 8 anni nel pomeriggio di martedì scorso 30 ottobre, è uscito con la sua auto, una Fiat Punto Azzurra, per raggiungere la località di Campagna alla periferia del paese, dove lavora come allevatore di pecore.
pecore in quel luogo, però pare non sia mai arrivato, e la moglie, non vedendolo rincasare, non vedendo alcuna risposta ai tentativi di contattarlo telefonicamente, anzi il telefono risultava muto, ha deciso il giorno dopo di denunciare la sua scomparsa ai carabinieri. Militari della compagnia di Petilia Policastro hanno così iniziato senza esito le ricerche. Di Devona non c'è nessuna traccia, così come nessuna traccia è stata trovata della sua auto. Gli investigatori ritengono dunque che potrebbe essersi allontanato dalla zona proprio con la sua vettura, e per questo hanno esteso le ricerche all'intera regione in base al dispositivo proprio sulle persone scomparse attivato dalla prefettura. I carabinieri non escludono alcuna pista sui motivi della scomparsa del 44enne, tra le ipotesi quella dell'allontanamento volontario, ma anche della criminalità organizzata, sebbene Vona abbia qualche precedente penale ma che risale negli anni. Andiamo ancora avanti e vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Agli imbarcateri di Villa San Giovanni, un centinaio di ultra del Catania che viaggiavano a bordo di un pullman e di mezzi propri e una settantina del Cosenza a bordo di un altro pullman in transito, diretti rispettivamente a Potenza e Palermo per assistere alle partite previste per oggi, si sono rese protagonista di alcuni lanci di petardi e pietre. Il personale della Polizia di Stato presente ha impedito il contatto tra le due tifoserie, disperdendo gli ultra ed evitando danni a persone e mezzi. Ha ottenuto gli arresti domiciliari Antonio Scimone, l'imprenditore di Bianco, arrestato nello scorso mese di febbraio nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla DDA di Firenze, accusato di essere stato il regista di un'organizzazione responsabile di vari reati. Il beneficio è stato concesso a Scimone dal Tribunale delle Libertà di Firenze, che ha accolto l'istanza che era stata presentata dal difensore dell'imprenditore. Scimone, secondo l'accusa, attraverso un fitto reticolo di imprese nazionali ed estere a lui riconducibili, avrebbe creato un sistema funzionale alla commissione di una serie di reati che vanno dalla frode fiscale al riciclaggio, all'esercizio abusivo di attività finanziarie e all'usura. Aveva 91 anni Francesco Barbaro, il boss dell''ndrangheta, morto nell'ospedale di Parma dopo essere stato trasferito dal carcere della città emiliana. Barbaro, noto col soprannome di Cicciu Castano, era il detenuto più anziano d'Italia. Era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del brigadiere dei carabinieri Antonio Marino, ucciso il 9 settembre del 90 a Bovalino. La cosca della quale aveva fatto parte Barbaro era considerata una delle più potenti dell''ndrangheta. Si è avvicinata ad un uomo per chiedergli sotto la minaccia del coltello del denaro, ma davanti al rifiuto ha tentato di colpire la vittima, che è riuscita a reagire e a bloccargli la mano prima che potesse essere attinto dal fendente. È accaduto a Catanzaro, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni già sottoposto alla sorveglianza speciale con l'accusa di tentata rapina aggravata. Parliamo adesso di sport, in particolare di calcio, proprio l'ampia pagina dedicata al calcio. Iniziamo dalla Serie B con un gol di Puskás allo scadere che beffa il Cosenza, che al cospetto del Palermo al Renzo Barbera gioca con grinta e determinazione, e dopo la rete di Salvi che sblocca la sfida, Baclé ristabilisce la parità e poi l'attaccante romeno condanna i lupi ad una sconfitta. Sentiamo. Ancora un gol allo scadere, una rete che per molti è in dubbio per la posizione dell'attaccante romeno, che punisce il Cosenza, che come 4 giorni fa al cospetto di un'altra pretendente al salto di categoria non sfigura, anzi regge e gioca in maniera propositiva per oltre 90 minuti, ma alla fine deve purtroppo arrendersi al gol vittoria siglato da Puskás. Eppure i lupi a Renzo Barbera giocano senza affanni e senza alcun timore reverenziale. Nella prima frazione la squadra di Braia ha anche la possibilità di passare in vantaggio, ma al 12° Mungo vede Maniero ben appostato, lo serve in aria ma il suo diagonale si spegne a fil di palo. Imprecisi e poco incisivi invece i tentativi di sbloccare il risultato da parte dell'11 di Stellone, che però nella ripresa entra in campo con un piglio diverso. La sfida infatti subisce un'accelerata di emozioni nella seconda frazione. Si parte subito forte con una pericolosa incursione degli ospiti dopo una palla persa di Moreo, poi la conclusione di Tutino che fa la barba al palo. Allora il tecnico rosanero
pensa di apportare qualche modifica inserendo nella mischia anche Puskás e al 32esimo i siciliani sbloccano il risultato con salvi di testa su calcio d'angolo. Una disattenzione in difesa pagata a caro prezzo dai lupi, che però dopo neanche un giro di lancette riequilibrano la sfida con il primo gol in campionato di Alain Baclé, suo il colpo di testa che zittisce il Barbera e restituisce fiducia ai silani. Il Palermo prova il tutto per tutto e la traversa centrata in pieno da Puskás è il preludio al gol che si materializza in zona Cesarini, cucchiaio di Nesterowski che scavalca Saracco e Puskás di testa la mette in rete. Nel finale il Cosenza resta in 10 per questo fallo di Idda che il direttore di gara reputa da ultimo uomo. Il Palermo festeggia e si conferma squadra da battere, mentre il Cosenza torna a casa amareggiato e beffato dal risultato dopo una prestazione a grandi livelli. L'atteggiamento della squadra era giusto perché poi in fin dei conti Maniera ha avuto una grandissima palla gol. Purtroppo la differenza poi la fanno gli episodi. Loro sono stati bravi a riprenderla e noi dobbiamo parare. Noi dobbiamo parare che per portarla in fondo dobbiamo essere un pochino più bravi a tenerli lontani dalla nostra area. Il problema è che Palmieri non ce la faceva più e si ritorna sempre lì. Mungo è uscito per infortunio e poi quell'altro non ce la fa più e i cambi poi ti determinano le partite, purtroppo. Abbiamo fatto una buona partita, comunque qui a Palermo non è facile portare risultati, però ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo ci è venuto a mancare qualcosa in più agli ultimi minuti, però siamo sulla strada giusta, no? Dobbiamo pensare solo a Lecce e a prendere i 3 punti in casa. Ancora per la B domani alle 15 in campo il Crotone che ospiterà il Carpi, la prima del neoallenatore che sentite cosa ha dichiarato nella sua prima conferenza pre-gara. Massimo Oddo è fiducioso anche se sono trascorsi solo pochi giorni dal suo arrivo a Crotone. Il tecnico ha preparato la sfida casalinga con il Carpi e l'obiettivo è quello fin da subito di invertire la rotta. Sicuramente un'idea positiva, un gruppo che ha voglia di lavorare, questo si evince immediatamente quando c'è un cambio di allenatore, quindi è abbastanza scontato, poi bisogna vedere dopo se si continua su questa falsariga, ma suppongo di sì perché ho avuto rassicurazioni da parte di tutti, compreso il mister Stroppa, che è un gruppo eccezionale, un gruppo che segue, che ha voglia di lavorare, che ha voglia di migliorare, quindi sotto questo punto di vista sono molto contento. Certo, sono praticamente 2 allenamenti perché con la squadra completa l'ho fatta ho fatto ieri e oggi praticamente, e quindi l'idea che ho è ancora la stessa che avevo prima di venire qua, nel senso che per conoscenza che ho tramite le partite che ho visto, per essere stato avversario di questi ragazzi, e quindi avrò poi modo di conoscere soprattutto quelli che conosco meno. Non parliamo di moduli, troppo presto, ma ogni pedina assicura sarà al suo posto. Abbiamo recuperato Barberis, manca Marchizza, manca Nalini, come già sapete, e Benalì. Domani ci saranno 11 giocatori in campo sicuramente, almeno all'inizio, e poi si vedrà. Cercherò essenzialmente di mettere ogni giocatore nella propria posizione, cioè in quella dove io penso che possano rendere al meglio, e di conseguenza verrà fuori un modulo. In Serie C 5 reti al Francavilla per la Vibonese che vola in classifica, il Catanzaro invece fatica con il Bisceglie e riacciuffa il pari nel secondo tempo. Lunedì il posticipo fra Rende e Reggina. 5 le reti messe a segno contro il Francavilla, 5 come i risultati utili consecutivi conquistati dalla Vibonese, che nella gara disputata questo pomeriggio per la 10ª giornata di campionato vola in classifica a ridosso delle prime della classe. La squadra di Orlandi sale a quota 17 punti grazie alle doppiette di Taurino e Bubas e al centro finale del subentrato Cani. Per la Virtus invece un'altra giornata difficile, terzo KO di fila fra campionato e
Coppa e ancora un rosso, stavolta preso ad inizio ripresa da Foloruncio per simulazione quando già il risultato era pesantemente compromesso. Ora i calabresi osserveranno un turno di sosta per poi sfidare nel derby il Rende di Modesto, che affronterà lunedì in posticipo la Regina. Nell'altra sfida di giornata tra Catanzaro e Bisceglie, la squadra di Auteri prima va sotto e poi riesce a riacciuffare il pari. Una gara dai due volti, le Aquile si complicano la vita da sole, regalando il primo tempo ai pugliesi per poi cercare disperatamente il risultato nella ripresa. De Sena sblocca il risultato e poi è Figliomene a ristabilire la parità, la seconda gara consecutiva pareggiata dal Catanzaro che lascia l'amaro in bocca. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'Italia continua ad essere interessata in una fase di tempo perturbata causata dalla persistenza di una circolazione depressionaria tra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa, che nelle prossime ore inizierà una lenta evoluzione verso la Sardegna. La nostra regione sarà investita da questo nuovo e marcato peggioramento nella giornata di domenica, con piogge sparse anche di forte intensità e temporaleschi. Domenica, cielo nuvoloso, molto nuvoloso ovunque, con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale. Temperature in calo nei valori massimi. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica, poco mosso il Mar Tirreno con venti a regime di brezza, molto mosso il Mar Ionio con venti in direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.